Buonasera e bentrovati ancora una volta, grazie per averci scelto. Un focus questa volta che relativamente all'attualità si occupa nel precipuo di spettacolo quindi di cultura. E in questa fase di grande criticità per quello che riguarda soprattutto la situazione politica del governo centrale, con quello che accadrà, ci auguriamo a brevissimo, e quindi con una ripartenza e con uno sguardo sul futuro per quello che riguarda l'iniziativa da intraprendere per uscire fuori da questo guado incredibile causato poi dall'anno di pandemia, ma che ha messo in evidenza quelle che sono le debolezze strutturali di un Paese, rispetto anche ad alcune decisioni. In tutto ciò ovviamente c'è di mezzo la cultura, partendo da quello che è il mondo della scuola, delle università, che è rimasto indietro, che ha aperto una grande voragine anche di relazioni, di rapporti, ma di interlocuzione con quelli che poi sono i protagonisti, no? Se pensiamo al mondo della scuola, gli studenti. Ma tornando a un discorso aperto di circa 2 mesi fa, che poi ha avuto anche diverse altre interlocuzioni nel frattempo, torniamo a parlare del mondo della cultura prodotta, della cultura realizzata, della tavola, chiodo, il palcoscenico per definizione, così come lo definiva Edoardo De Filippo. Partiamo dal teatro con un ospite importante questa sera che è Settimio Pisano, protagonista ovviamente di Scena Verticale, ma anche di un importante festival nazionale e internazionale che si svolge in Calabria, in un posto importante, che è l'avamposto, diciamo, il posto di frontiera della Calabria che collega la Calabria al resto d'Italia e oserei dire anche al resto d'Europa rispetto anche alla programmazione di questa attività culturale. Settimio Pisano, buonasera e ben trovato. Buonasera. E poi per parlare sempre di spettacoli prodotti, di spettacoli ospitati, ma anche di etichetta discografica, ne avevamo già parlato per l'appunto un paio di mesi fa, quando al posto di Settimio Pisano ovviamente c'era un altro protagonista di Scena Verticale che era Teo De Luca, e invece per parlare di musica, di jazz in particolare, c'è Sergio Gimigliano che è il patron, così si dice, o il tycoon se vogliamo anche un po' beffeggiare quelli che poi sono i termini utilizzati dai media nazionali e internazionali del Peperoncino Jazz Festival, un festival maggiorenne, più che maggiorenne, e che poi negli ultimi anni ha deciso di estendersi in diversi luoghi della Calabria, partendo da Diamante, ma portando quella che è l'idea di un festival sul jazz che ha raggiunto le 5 province calabresi con posti anche incredibili. E invece, buonasera Sergio intanto. Buonasera a tutti voi. Di mezzo a 2 produzioni abbiamo invece deciso di far tornare, perché avevamo un debito intanto di riconoscenza con lui per un intervento in una trasmissione vecchia circa 2 mesi, pensate come passa il tempo. Si è creato un movimento non solo nazionale che sta avendo anche delle ripercussioni anche internazionali, ma che sta comunicando con il governo, con ciò che avverrà nel post Franceschini, chissà se sarà Franceschini o meno, ma che comunque ha cominciato a interloquire con le diverse regioni rispetto ai movimenti che si sono poi radicati sull'intero territorio nazionale, ed è un movimento a tutela dei lavoratori dello spettacolo. E a tal proposito è ospite questa sera con noi Leon Pantarei Vulpitta, che ovviamente fa parte del movimento di approdi sin dal primo giorno della sua nascita, quindi da quella che fu la prima uscita pubblica a Cosenza, in quella di piazza 11 settembre. Con loro parleremo di qual è la situazione dello spettacolo e della cultura prodotta in Calabria. A più riprese abbiamo cercato di coinvolgere i diversi protagonisti, le diverse anime, perché abbiamo ospitato Ruggero Pegna, che ovviamente ha i suoi fatti di musica e la sua shownet ovviamente, Chiara Giordano di Armonie d'Arte, ma abbiamo provato anche a interloquire con una persona che ha diversi ruoli, sia a livello nazionale che regionale, che è Lino Casadonte, che abbiamo avuto ospite, e quindi torniamo sul luogo del delitto, perché 2 mesi fa cominciamo questo ragionamento su quali erano le misure, sia dal punto di vista ovviamente statale che quello regionale, a sostegno di un'attività che ha necessità di tornare quanto prima a funzionare nel rapporto col pubblico. Abbiamo parlato anche del fatto che sia il Peperoncino Jazz Festival che Primavera dei Teatri, importante festival di teatro contemporaneo nazionale, hanno potuto nella fase di stasi, cioè di quando il virus prima della seconda ondata ha mollato un po' la presa, sono state 2 manifestazioni che si sono svolte in presenza, ovviamente con tutte le precauzioni possibili, e sappiamo che da entrambe le manifestazioni non è accaduto nulla.
Ma c'è un dato più importante, che ad oggi, per manifestazioni che si sono svolte in estate, parlando del Peperoncino Jazz Festival, e in autunno, all'inizio dell'autunno, per quello che riguarda una grande edizione anche di Primavera dei Teatri, ha un bando pubblicato dalla Regione che ha cancellato gli storicizzati, scusate il gioco di parole, storici riconosciuti dalla Regione Calabria, inventandosi un altro tipo di misura. E quindi quello del brand Calabria, del brand di un nuovo tipo di tipologia di festival. Ma ad oggi, sono trascorsi diversi mesi dallo svolgimento di entrambe le edizioni di due festival diversi, non si ha notizia. E quindi parto da Settimio. Che succede con l'edizione importante, con un bando preciso che chiedeva anche di modificare in alcune sue parti un festival che comunque è riconosciuto dalla stampa nazionale e internazionale come un festival di riferimento per la ricerca e la contemporaneità nel teatro? Cosa succede? La Regione cosa vi dice? Beh, la situazione è complicata. Noi abbiamo partecipato a questo avviso in scadenza il 28 di luglio, abbiamo poi realizzato l'edizione appunto nel mese di ottobre. Siamo riusciti a farlo per miracolo, perché poi da metà ottobre appunto le misure restrittive sono ricominciate. Abbiamo fatto un investimento importante, sia perché ormai il nostro festival sta crescendo ed è cresciuto molto negli ultimi anni, sia perché, come tu stesso dicevi, questo avviso, che aveva una visione e una direzione precisa, chiedeva anche di fare un determinato tipo di lavoro che, devo dire, in qualche modo comunque corrisponde anche alla vocazione del nostro festival e del nostro progetto. Poi potrà essere, come dire, condivisibile o meno, però devo riconoscere che questo avviso aveva comunque una sua direzione precisa, una sua visione precisa. E non è poco, anzi, se devo dire, io credo che questo avviso sia uno dei migliori avvisi prodotti dalla Regione Calabria negli ultimi anni, insieme a quelli che riuscì a produrre la squadra del professor Gersosimo, con un'ottima squadra dirigenziale all'epoca sotto l'amministrazione di Loiero. Purtroppo però, come spesso succede, questo processo si è interrotto. Ora ci sono stati diversi motivi e non sta qui a me ricapitolarli. La situazione è che a distanza di così tanto tempo siamo ancora in attesa di sapere che succederà. È stato pubblicato da poco un decreto di nomina di una commissione di valutazione che deve appunto valutare delle proposte inviate, lo ripeto, il 28 di luglio. E siamo in attesa di capire che cosa succederà, mentre tutto il resto del Paese, nonostante questa situazione complicata, sta ragionando naturalmente sul 2021. E questo naturalmente è davvero complicato. Noi facciamo parte di tante reti nazionali e internazionali, e la difficoltà più grossa che abbiamo è quella appunto di poterci sedere insieme ai colleghi lombardi, spagnoli, francesi e parlare di quello che dobbiamo fare nel 21, nel 22, nel 23. E come si fa quando non sai ancora cosa succederà per l'edizione che hai appena fatto? Sergio, volevo parlare un attimo, grazie Timmy, un attimo solo, volevo dirti, visto che comunque ricapitolo io, tocca a me ricapitolare. Da parte della Regione rispetto a questi bandi venne fuori la notizia che era stato hackerato il sito della Regione, dove ovviamente erano contenute le domande pervenute poi da essere valutate. Ora, questa è la notizia che è venuta fuori. Dopodiché Settimio Pisano ci restituisce il dato, Sergio, che è stato fatto un decreto per la nomina dei componenti. Allora io, eliminando la parte relativa all'hackeraggio del sito della Regione, perché penso che comunque non ci possano volere 6 mesi per capire quante domande da protocollo, quindi da PEC, potessero essere arrivate, si poteva richiedere anche il reinvio della domanda, producendo la stessa PEC che era stata inviata illo tempore. Ma ora lasciamo perdere questo. Parliamo invece anche, entriamo nel merito della commissione nominata ora, con un decreto, per manifestazioni che si sono svolte da 6 mesi, 8 mesi, insomma, giù di lì. Com'è possibile comunque, per quanto illuminato possa essere questo bando, rispetto a quello che diceva Settimio, no? E quindi riconoscere delle possibilità
di sviluppo a questo bando. Com'è possibile che nominiamo da poco, al netto di quelle che possono essere le problematiche della pandemia, una commissione oggi? Fabio, ce lo chiediamo un po' tutti questo. Io con Settimio mi vedo praticamente ogni mattina perché abbiamo i bambini che frequentano la stessa scuola e ogni mattina ci incontriamo con sguardi abbastanza dimessi. Già negli occhi c'è la domanda: hai saputo qualcosa? Cerchiamo sempre di capire ed è come dire, è veramente una giungla. Intanto non si capisce veramente il motivo dello stop della parte burocratica rispetto alla prima commissione. È abbastanza nebulosa la questione. Ma detto questo, io veramente non riesco a capire i problemi burocratici, tecnici che hanno portato questa pratica ad allungarsi di ormai 7-8 mesi. Non ce n'è motivo, perché non si può dire che la povera amica Iole Santelli purtroppo ci ha lasciati e quindi si è bloccato tutto, con tanto di rispetto alla sua persona, ma perché una volta fatto il bando, che era veniva da una idea politica, appunto, da uno stimolo politico, poi il resto del lavoro è burocrazia assoluta, al 100%, non deve essere frenata da qualsiasi pensiero che possa venire dalla politica o da altro. Quindi non ho veramente percezione di quello che sta succedendo. Quello che penso è che forse il discorso che ci sia un'attività giudiziaria sul primo, diciamo, sull'attività primaria, originaria di questo bando, forse ha rallentato un po' le cose, c'è un po' di paura anche, voglio dire, nel fare il proprio lavoro proprio al massimo della trasparenza, probabilmente, insomma, vogliono gli amministratori, i tecnici, i funzionari e questi quant'altro. bandi, almeno per quello che vi riguarda, Settimio, lo chiedo anche a Sergio, li avete inviati, cioè chi ha inviato domanda per partecipare a questo bando, si è candidato attraverso l'invio di una PEC o sbaglio? Quindi c'è traccia di una posta elettronica certificata. Se erano 70 domande o 30 domande, le stesse 30 potevano essere reinoltrate, se non sbaglio, ma nessuno ve l'ha chiesto a quanto pare. Quindi vuol dire che i documenti sono lì, sono alla regione. Ora, io posso ipotizzare che hanno provato a hackerare e quindi a leggere dei dati o a trasferirne degli altri, ma ritengo impossibile per qualsiasi tipo di impresa, soprattutto per quelle culturali, stando al fatto di come viene considerata la cultura in Italia, poter attendere 8 mesi dopo aver fatto degli investimenti o comunque aver contratto dei debiti, e quindi diciamola tutta, per poter sostenere un festival con delle precise caratteristiche. Questo mi sembra assurdo, no? Cioè bisogna necessariamente non tergiversare più, perché so che c'è stato un incontro in regione con una funzionaria, perché il facente funzioni, Spirlì, era assente, nonostante si era annunciato presente in questa riunione con degli operatori, con alcune parti del settore, dove c'era anche la notizia sugli storicizzati, ma che di fatto vi è stato detto un vedremo, o sbaglio? Chi mi risponde? Nessuno. Ma, guarda, no, vabbè, ma diciamo il sentire mio di Settimio penso sia lo stesso. Ora pare che questa nuova commissione che è stata nominata, pare che proprio in questi giorni stia lavorando alla graduatoria. A proposito di commissione, ormai volevo fare una domanda. Aspetteremo. Volevo fare una domanda a Settimio, ma secondo te, Settimio, visto che comunque sono state condotte delle battaglie comuni, Settimio Pisano comunque è anche protagonista per quello che poi riguarda una grande battaglia che è durata anni per la scrittura, la costruzione di un documento legislativo importante che è la legge quadro sul teatro, insomma una legge di settore importante, norme per lo sviluppo e la programmazione delle attività teatrali in Calabria. Quanto sono importanti le commissioni e quanto è importante che l'interlocuzione tra chi ci amministra e gli operatori possa determinare anche il fatto che ritengo che gli operatori vogliano essere giudicati da persone
che hanno contezza di fatto di quello che è il settore dello spettacolo, quali sono le difficoltà, quali sono le tempistiche, perché probabilmente la burocrazia potrebbe anche cambiare i propri tempi se avesse contezza del fatto di quali sono le difficoltà di farlo lo spettacolo. Beh, guarda, io sono anni che vado ripetendo come una specie di mantra che l'unico modo per venire fuori da una situazione del genere, che non riguarda solo la nostra regione, è quella di riportare il nostro settore, parliamo insomma di un settore largo di cultura e anche di spettacolo, a un livello di considerazione differente. Che cosa voglio dire? Che fino a quando questo settore nella testa delle istituzioni e dei cittadini continuerà ad essere un settore di seconda fascia, di serie B, di serie C, come vogliamo chiamarlo, le cose difficilmente cambieranno. Ora, è un concetto molto semplice, dietro il quale ci sono una serie di questioni. Che cosa voglio dire? Che se un settore è considerato dalle istituzioni un settore di serie B, verrà amministrato di conseguenza. E se c'è una mala gestione dei processi burocratici, amministrativi, e da parte loro i cittadini considerano questo settore un settore di importanza secondaria rispetto ad altri settori della nostra società, le voci delle comunità non si alzeranno. Già è difficile da noi a queste latitudini che si sentano delle voci comuni levarsi per delle questioni anche più popolari che riguardano dei settori più considerati appunto più importanti dei nostri, figuriamoci per la cultura. Questo che cosa vuol dire? Che ci sono delle responsabilità. Ci sono delle responsabilità da parte nostra, degli addetti ai lavori, come dicevi tu, nel riuscire a produrre delle proposte politiche concrete e comuni e portarle in maniera autorevole a un tavolo di confronto con le istituzioni. Ci sono delle responsabilità da parte delle istituzioni, perché sono anni che assistiamo a sostanzialmente delle conferenze stampa in cui viene detto sono stati stanziati X milioni di euro per questo progetto, per questo settore, eccetera. E c'è il plauso della comunità, degli addetti ai lavori stessi. Dopodiché, quello che manca cos'è? È la cura dei processi gestionali. Se si stanziano milioni di euro e nessuno si preoccupa di implementare i progetti, di curarne i processi amministrativi e gestionali, di valutare e verificare gli obiettivi raggiunti o meno, si è fatto non metà del lavoro, il lavoro non è nemmeno iniziato. Questo è quello che manca. Manca un impegno da parte di tutti in questa direzione. Non basta avere una visione politica, che tra l'altro è difficile da avere, perché per avere una visione politica bisogna, nel settore di quello, insomma, dello spettacolo, parliamo di questo, della cultura, non è semplice, non è così scontato che un assessore abbia una visione politica. La visione politica si costruisce. Certo, non lo è scontato perché, non lo è scontato perché bisogna immaginare che in questo momento la delega era stata data dalla povera Santelli a Spirlì, poi è diventato facente funzioni, adesso gli sono troccate sul groppone un altro paio di deleghe per vicissitudini varie legate a questa sfortunata corso amministrativo regionale. Però, Settimio, qua il problema è fondamentale, cioè un comparto, l'agricoltura, l'industria, la produzione di qualsiasi altro tipo di situazione, ha bisogno, con le parti sociali, con i sindacati, di essere ascoltato, perché di mezzo a questo ci sono ovviamente l'interesse di tante persone, di chi produce, ma anche dei lavoratori coinvolti. A proposito di questo, volevo coinvolgere e tirare in ballo per capire, prima poi di approfondire le altre discussioni e argomenti, chi si è occupato dei lavoratori, perché si è stata portata avanti un'istanza. Ci eravamo lasciati un paio di mesi fa. Leon, buonasera. 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 Con quella che fu la vostra proposta all'assessore al lavoro, che fu un'intuizione importante di Approdi, pensare di rivolgersi direttamente a chi deve tutelare il lavoratore in Calabria, anche in questo caso il lavoratore dello spettacolo, perché stiamo parlando di un lavoratore con tutti ovviamente i santi crismi. Cosa è successo rispetto alla vostra istanza? Sì, diciamo che, voglio dire, noi come Approdi, lavoratrici e lavoratori della cultura e dello spettacolo Calabria, come dicevi in introduzione, siamo all'interno del meccanismo nazionale, per cui così come agiamo nei confronti
del MIPACT, così come agiamo nella consulta permanente, agiamo a livello territoriale. Come dicevi giustamente, la nostra visione è una visione orizzontale che quindi guarda con la stessa attenzione al lavoro, al lavoratore, alla lavoratrice e all'impresa, nel senso che siamo molto attenti anche nell'analisi e nella mediazione di questi interessi, perché un conto è una prospettiva datoriale, un conto è una prospettiva del lavoro come lavoratore da tutelare, sia come autonomo sia come dipendente. E in questo senso siamo stati anche molto vicini a tutto il lavoro che ha fatto la CGIL nel tentativo di tirar fuori anche la legge quadro, che resta comunque il tema fondamentale da un punto di vista nazionale. Con la Regione Calabria abbiamo avuto l'intuizione di non interloquire, anche perché c'era stato promesso un tavolo che non riuscivamo a trovare. Io sono stato anche a Salerno, ad Ikea, chiedendo se ci fosse un tavolo cultura, e mi hanno detto, della Regione Calabria, mi è stato detto che non c'è. Non faccio dell'ironia, ma sono indignato, siamo indignati per questo. No, io e i 1500 firmatari, lavoratori di spettacolo che sono sia imprese sia singoli lavoratori che fanno parte di Approdo. L'intuizione che abbiamo pensato che come lavoriamo per i riconoscimenti, come lavoriamo per le tutele, di come lavoriamo per i sostegni e anche per il codice etico del lavoratore spettacolo, cioè i suoi doveri, ci siamo preoccupati di interloquire con l'assessorato al lavoro, il quale ci ha comunque accolto, e noi siamo entrati in una concertazione dimostrando che quando l'ente pubblico, proprio nella organizzazione di un intervento pubblico, sia esso un bando o quant'altro, consulta chi questo lavoro lo fa e ha la professionalità e le competenze anche per avere delle competenze di natura giuridica, quindi per capire quelli che sono i limiti dell'azione amministrativa, i limiti, i confini, le cornici, gli obblighi, automaticamente siamo riusciti a introdurre per il Riapri Calabria 2 49 codici Ateco che non ne facevano parte. E poi, e questo da un punto di vista per quello che riguardava i lavoratori autonomi e le imprese. E per quanto riguarda invece un altro bando che fra poco che sono state fatte già le domande e tutto il resto, siamo riusciti a ottenere altri 1.000 euro per quei lavoratori fossero in regola con i versamenti ENPALS ma che non fossero codici Ateco. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo letteralmente fatto capire, come diceva giustamente Settimio, che saluto e saluto anche Sergio, come diceva giustamente Settimio, è una questione proprio in questo senso politica, cioè nel momento in cui la costruzione di una commissione, nel momento in cui quando si va a redigere un bando, si svolge un'azione di tipo amministrativa che la Regione Calabria chiama ratio legis specialis, quindi l'autonomia che è sacrosanta, bisogna tener conto anche dei confini di legge, e oltre ai confini di legge bisogna concertare con le parti sociali. Come spiegava Settimio, se noi guardiamo il mondo dello spettacolo e della cultura come un mondo di serie B da un punto di vista amministrativo, è chiaro che non facciamo quello che fa la Regione Calabria, e devo dire anche i governi nazionali, con tutti gli altri settori. Concerta con le parti sociali. Devo interromperti, abbiamo una pausa pubblicitaria, torniamo immediatamente e riprendiamo il discorso esattamente da dove l'abbiamo lasciato. Qualche minuto e torniamo con voi. È un Focus Attualità dedicato allo spettacolo. Seconda parte del Focus Attualità dedicato allo spettacolo, i nostri ospiti in studio, ve lo ricordo per chi si fosse ovviamente collegato sul 10 del digitale terrestre solo ora, sono Sergio Gimigliano dal Peperoncino Jazz Festival, ovviamente dalla Pica Antoreca, ma poi potremmo parlare di tante altre cose, e invece Settimio Pisano che è uno dei nomi tutelari ovviamente di Scena Verticale, nonché del festival, importantissimo festival, che si chiama per l'appunto Primavera dei Teatri, ma assieme a tante altre attività, ovviamente di didattica ma anche di distribuzione, come il More Friday, quindi le stagioni di distribuzione. E dall'altra, in rappresentanza di lavoratori e lavoratrici dello spettacolo, movimento anche in interlocuzione nazionale, che pare abbia fatto anche una buonissima figura al tavolo con Cutaia e con gli esponenti del Ministero, c'è Leon Vulpitta Pantarei che rappresenta Approdi.
Torniamo a bomba su quello che mi pare che ci sia una matrice comune, una scarsa interlocuzione, perché ciò che chiedeva e che continuava a ripetere da anni da parte di Settimio, ma anche di Sergio, e ciò che ha ribadito poco fa Leon, è una possibilità di interloquire, di manifestare quelle che sono le necessità del comparto produttivo dello spettacolo, perché da lì che poi parte anche la possibilità di spendere bene le risorse. Ora io vorrei chiedere a Settimio, rispetto alla programmazione dei fondi, che probabilmente andava corretta, ricambiata, no? Utilizzata anche dall'ultima giunta Oliveri. Ma al conto, al setaccio, se passiamo al setaccio e ci ricordiamo quelli che erano gli eventi storicizzati che sapevamo essere di diversa categoria, no? Si partiva da 220.000 euro per arrivare a 120.000 euro, poi c'era anche una misura più piccola, che comunque costituivano in un certo qual modo una filiera produttiva ampia e diversificata in diversi settori. Certamente c'era da entrare nel precipuo e quindi stabilire i rapporti con il teatro, la musica, anziché poi con le sagre o le feste affidate alle pur rispettabilissime pro loco. Ora, detto ciò però, mancano all'appello milioni e milioni di euro, perché ad oggi, nonostante le difficoltà, i soldi messi a bando, anche con l'ultimo scempio del bando che cita la legge ma non rispetta la legge rispetto alle distribuzione teatrale, ci sono tanti soldi che non sono stati proprio utilizzati. Qual è la fotografia? Se un bando importante che doveva sancire la nascita di un polo di rappresentatività culturale attraverso i festival attende da 8 mesi, se mancano all'appello quelle che comunque potevano garantire diversa progettazione, come le stagioni, sappiamo tante stagioni teatrali in altrettanti importanti pochi teatri calabresi, quale può essere il disegno? Non capisco, perché viene annullata con un colpo di spugna una storicizzazione che era stata costruita attraverso degli anni perché bisognava avere dei requisiti, e adesso però mi pare abbastanza statica la discussione. Torniamo sulla distribuzione a progetti micro da 50.000 euro che sappiamo che non possono restituire, secondo me, né dignità né rapporto con quello che ci serve, con il resto della nazione, pensandoli a queste dimensioni. Ma sì, guarda Fabio, è quello che stavo un po' dicendo prima. Per avere un disegno serve una visione politica. La visione politica te la crei, ce l'hai se magari provieni da un determinato settore e quindi sei una figura, come dire, semitecnica. Altrimenti te la crei attraverso lo studio, il lavoro, la conoscenza sul campo e il confronto, come dicevamo, con gli addetti ai lavori. Dopodiché bisogna fare in modo che questo disegno, come dire, venga messo in campo e si facciano le azioni giuste per avere dei risultati. È questo che è sempre mancato. Ora io, tra l'altro, sono molto molto contento che ci sia anche Leon e sono molto molto contento che anche in Calabria Prodi sia attivo. Credo che sia una ricchezza per tutti e credo che dovremmo riuscire tutti assieme a produrre delle proposte, come dicevo prima, concrete sul nostro futuro, su come immaginiamo il nostro futuro. Io lo immagino così, immagino che ritornare a pensare con le categorie pre-pandemia sia sbagliato. Penso che abbiamo una grandissima opportunità in una regione in cui lavoriamo nella marginalità, ma dalla marginalità possiamo avere delle praterie di lavoro, perché ci sono meno ostacoli di quelli che hanno i nostri colleghi che lavorano in delle regioni in cui il comparto cultura è molto più strutturato. Il fatto che spesso ci lamentiamo di lavorare in una specie di deserto, di avere poca possibilità di dialogo, dà comunque delle opportunità. Io penso che abbiamo la possibilità di tracciare una strada che possa essere, non voglio usare la parola rivoluzione, ma che possa essere l'espressione di un pensiero altro rispetto a quello che è stato finora e avere anche la presunzione di poter esprimere un progetto che diventi un modello anche per altre regioni. Ci sono le competenze in questa regione su più livelli, ci sono tante persone che conoscono il settore, che hanno molta autorevolezza anche a livello nazionale e che hanno delle relazioni nazionali e internazionali importanti, e quindi lo possiamo fare. Il problema è che dobbiamo riuscire a farlo insieme ed avere quella autorevolezza
che viene dallo studio, dal lavoro, dalla conoscenza del nostro settore e dall'unione delle forze per interloquire in maniera seria con le istituzioni. Quindi dobbiamo andare in questa direzione. Quindi è un appello che lancio, che so che, insomma, come dire, sarà stracco. Abbiamo tutti la stessa voglia. Alla fine siamo pochi e dobbiamo riuscire a stare insieme e a fare le cose insieme. Senti, ma mi viene in mente una domanda, Settimio. Da un punto di vista storico, e questo insomma sono pagine che ce lo restituiscono, la Calabria ha una storia teatrale, non una storia ricchissima, perché ahimè c'è sempre stata la stessa difficoltà nel reperimento del rapporto con il pubblico, poi delle cose che hanno funzionato di più, delle cose che hanno funzionato di meno, ma delle pagine sono state scritte. Si scopre che invece c'è la legge sul cinema che improvvisamente la Calabria, nonostante sia giovanissima, quasi neonata dal punto di vista della produzione cinematografica, ci scopriamo invece con una legge che il cinema diventa una preoccupazione importante per quello che riguarda il settore della regione. Ora, io non ho nulla contro il cinema, anzi sono felicissimo di questo, però se una legge sul teatro, con il suo articolato, non riesce a essere messa a regime, mentre invece c'è una gran preoccupazione di dotare la legge sul cinema e quindi la conseguente macchina che deve amministrare tutto, cioè la Film Commission, di tantissime figure. Come mai c'è questa disparità? E soprattutto come mai, secondo voi, lo chiedo a chi mi vuole rispondere, viene citato all'interno della Film Commission delle figure che devono essere necessariamente esperte di programmazione teatrale e musicale? Perché un po' mi si crea una confusione. Vorrei capire se qualcuno di voi può aiutarmi in tal senso. Chi vuole rispondere? Posso io? Ma certo che sì. Io penso perché ci sia una mancata applicazione della natura stessa della legge 21. Cioè, nel senso che io accolgo l'appello che faceva prima Settimio e lo sposo in toto. C'è una assoluta necessità di unitarietà. E mi rivolgo anche a Sergio per la necessità di dotare la Calabria di una legge sulla musica che abbia una profonda costituente per stabilire i principi, un po' come accade con la legge sul teatro, una forte fase d'ascolto. Uniamoci comunque. E in questo senso, se mi consenti Fabio, perché così mi lego alla questione della Film Commission, noi di Approdi stiamo lavorando a un progetto di sistema integrato della cultura e delle arti in Calabria che vuole essere un documento di ingresso per un'ampia convergenza sul concetto di unitarietà, perché va anche ricordato che la nostra visione è anche la visione dal punto di vista del lavoro e non riteniamo conflittuale il lavoro con gli aspetti datoriali, quindi con l'impresa culturale, riteniamo che gli interessi vadano mediati. E come si mediano? Facendo comparire in tavoli regionali o nazionali, come noi stiamo facendo, però su quelli regionali è un po' più difficile spesso, a quanto vedo, la presenza del lavoro e di chi rappresenta il lavoro orizzontalmente. In base alla questione di Film Commission stiamo lavorando anche su alcuni principi basilari. Io credo che il bilancio di un ente di fondazione, in questo caso, non possa superare il 20% come spesa per la direzione artistica e la presidenza e figure di project management. Mi permetto di dirti che le percentuali sono un po' più... Le percentuali dei quadri dirigenziali di Film Commission dovrebbero drenare l'intera dotazione che la Regione dà alla stessa Film Commission. Esatto, perché noi vorremmo convergere su alcuni temi, cioè qual è lo scopo di Film Commission? Produrre audiovisivi, non poltrone ben remunerate. Questo è il concetto. Ora può apparire scomodo, ma nella nostra regione, per evitare sparizione di bandi, per evitare il fatto che l'impresa culturale e i lavoratori dell'ambito della cultura e dello spettacolo vengano considerati rispetto al prodotto interno lordo quello che poi alla fine finiscono per diventare, cioè una regione, come abbiamo spiegato al Ministero, non è possibile. Perché abbiamo lo 0,25 di flusso? Perché abbiamo anche una spesa regionale del 7% sulla possibilità, sia sui piani di azione e coesione, sia sugli FSR, perché lo status quo è troppo bloccato
perché non si riesce a dare spazio alle prime istanze, perché sono sbagliate un'infinità di parametri. Io credo che noi potremmo rendere più ricco e più benefico per la comunità calabrese il ruolo e la funzione della cultura e dello spettacolo, se veramente ci uniamo. Anche gli ospiti di stasera, quindi Sergio saranno invitati da noi a fare delle call anche in diretta estremamente approfondite, perché si crei finalmente un'unitarietà, perché tutti possono far crescere il settore. Spesso e volentieri noi a Prodi, che sembra che non esprimiamo interessi di bottega perché non li esprimiamo, né interessi di impresa, pur avendo dentro noi anche le imprese, siamo stati visti all'inizio come tipo, ma che vogliono questi? Noi vogliamo far crescere il settore, dare il nostro piccolo contributo, anche perché in Approdi ci sono anche figure artistiche e tecniche di assoluto rilievo. Leon, questo lo capisco, però non dovresti tergiversare. Avevo fatto una domanda a qualcuno che mi voleva rispondere su questa storia della Film Commission. Mi torna strano riuscire a capire perché bisogna assumere due figure di riferimento che abbiano competenze artistiche nel settore teatrale e musicale. Ben due figure, ben remunerate. Questa è la domanda. Però, detto ciò... Per me è inaccettabile. Vabbè, proveremo a capirlo, qualcuno ce lo dirà. Tornando a Sergio Gimigliano, Sergio, come si esce da questa trasmissione? Vuole essere anche una richiesta di aiuto nei confronti del facente funzioni, gli manderemo anche il link di questa nostra chiacchierata di stasera. Perché è urgente, non si può aspettare più il tempo della Commissione su una cosa che è stata già fatta, che ha avuto le recensioni nazionali, che ci sono state le pagine sui giornali, gli artisti hanno suonato, gli attori hanno recitato, ci sono state delle prime, ci sono stati dei convegni per quello che riguarda degli incontri primavera dei teatri. Qua bisogna quadrare il cerchio, non c'è più tempo da aspettare. Nel frattempo però scopriamo che si pubblicano altri bandi, senza ovviamente consultare gli operatori, perché attraverso un rapporto con gli operatori e con una legge di settore, nel caso del teatro specifico, che è stata veramente sudata, si cita la legge ma poi non si applica il regolamento, per cui ci sono delle cose strane. Come se ne esce? Qual è? Perché comunque fino ad aprile, probabilmente maggio, non sappiamo quando il Covid ci permetterà di votare, ma noi abbiamo una giunta che può ancora spendere dei soldi e deliberare dei bandi. Allora, è evidente che le cose sono cambiate, come diceva prima Settimio, mi sembra anche Leon le ha ribadite. Non si può più ragionare con il pensiero di ieri, ma penso che abbiamo preso un po' tutti consapevolezza che del nostro ruolo anche all'interno diciamo, della società civile e di quello che possiamo fare per, come dire, per stimolare, per pungolare l'amministrazione pubblica. È evidente che è un po' tutto sbagliato, perché c'è anche una nostra responsabilità. Evidentemente non siamo stati bravi a lanciare dei messaggi, a cercare proprio di indirizzare l'azione amministrativa politica. Però, come dicevano Leon e Settimio, ora è il momento di unirsi, di giocare di anticipo. Insomma, abbiamo proprio questo tempo a disposizione fino alle prossime regionali e altre elezioni anche, insomma, amministrative che ci saranno da qui a breve. Certo. Dobbiamo unirci, come diceva Leon, e fare delle proposte concrete, ma, come dire, forti, che abbiano veramente all'interno una dignità, che diano dignità al nostro settore. Dobbiamo essere chiari, trasparenti e consapevoli di quello che siamo e consapevoli di quello che diamo al nostro territorio, perché la cultura, voi mi insegnate, è veramente un'industria, che è un nome che non tanto mi piace, però crea indotti diretti, indiretti, insomma, economici, sociali, culturali, di immagine, di ritorno, diciamo, turistico e quant'altro. Quindi non deve essere più il nostro settore visto come un settore, diciamo, secondario, perché tra l'altro anche la nostra regione Calabria, proprio il nostro territorio è proprio vocato a questo, è vocato alla cultura. Siamo la Magna Grecia, insomma, non è che viviamo nel deserto, abbiamo una storia proprio ancestrale e non riusciamo a mettere a frutto questa nostra grande bellezza, la chiamo io, perché è così. Abbiamo un territorio meraviglioso,
tante professionalità nel nostro campo, dal teatro anche al cinema, anche se non conosco bene questo settore. Certo, ma la tua grande bellezza, però Sergio, la tua grande bellezza, citando Sorrentino, mi fa tornare con i piedi per terra, perché nonostante le grandi fotografie, la grande immagine, la grande storia che poi Sorrentino ha fatto su Roma, c'è anche la decadenza proprio rispetto al fatto della costruzione culturale, quindi la grande bellezza mi fa un po' paura. Settimio, volevo chiederti una cosa, ma secondo te, no, a rigor di logica, prima tu citavi, lo chiedo a te Settimio perché comunque il tuo percorso nasce anche all'interno di un rapporto e di un master importante che fu fatto in ETI, in Ente Teatrale Italiano, che peraltro, qui lo dico e qui lo confermo, è un ente che mi manca, insomma, un po' da un punto di vista della programmazione e della distribuzione, quindi del rapporto con i territori. Ma perché non si valutano i curriculum? Ora, al netto di quelle che poi possono essere responsabilità di ciascuno di noi, perché l'interlocuzione politica non valuta quale può essere l'esperienza e perché non chiede a chi magari ne sa di più, ma non perché è più intelligente, semplicemente perché ha fatto un percorso prima di muovere dei passi in una o nell'altra direzione? E perché soprattutto si continua al divide ed impera, no? Si convocano dei tavoli in cui stranamente mancano i protagonisti storici della scena culturale, della produzione in Calabria, e poi insomma le riunioni hanno al giro di boa pochi contenuti, perché non si arriva a un granché di risultato. Secondo te come mai questa cosa? Beh, per quello che dicevo prima, esattamente per quello. Perché questo settore è considerato un settore di seconda fascia, quindi si tende a pensare che chiunque possa in qualche modo guidarlo, amministrarlo in un certo modo. Faccio un esempio provocatorio che mi è capitato di fare in altre situazioni. Perché si parla di commissariamento della sanità, non si è mai parlato di commissariare la cultura in Calabria? Ora io immagino che a un telespettatore seduto sul divano stasera, insomma, si mette a ridere a sentire una roba del genere. Però è indicativo del fatto che, dice, come, dobbiamo commissariare la cultura in Calabria, lo spettacolo, per che cosa? Per 4 balletti che esprimono? Non esprimiamo questo, lo diceva Sergio, siamo importanti per tanti altri motivi, non solo per una questione anche economica e di indotto, ma uno dei punti centrali sul quali dobbiamo insistere è sulla funzione, sul ruolo che abbiamo da operatori culturali in una terra del genere. Io credo, per esempio, che la mia principale funzione da curatore di un festival come Primavera dei Teatri sia quella di dare un contributo alla crescita non solo e non tanto economica, ma soprattutto democratica, sociale, civile di questo territorio. E in un territorio del genere non è poco. Quindi al telespettatore che è a casa, che magari si fa una risata dicendo adesso mandiamo il commissario per la cultura in Calabria, dico la cultura è importante anche perché noi diamo il nostro contributo affinché i nostri figli crescano come persone libere, persone che abbiano un pensiero critico e che magari evitino fra qualche anno di vestirsi da vichingo e andare a occupare il Parlamento italiano. Esatto. E quindi diamo un contributo anche e soprattutto in questa direzione. Quindi una riflessione che dobbiamo fare molto approfondita è sulla nostra vera funzione, il nostro vero ruolo, perché è vero che siamo molto importanti dal punto di vista economico, ma credo che dobbiamo insistere soprattutto sul nostro contributo alla crescita democratica di questo territorio, e non è poco. Rispetto ai curricula, Fabio, cosa devo dire? Ci sono tante competenze, è chiaro che ci vuole un po' di umiltà e ci vuole anche la capacità di dire ora costruisco attorno a me una squadra che abbia la necessaria competenza per affrontare e risolvere i problemi di un settore. Però, ripeto, se viene sempre visto come un settore di seconda fascia, si tende sempre a dire, beh, ma può farlo anche mio cognato, insomma, e non è così. Anche in questo settore bisogna studiare molto, bisogna avere molta competenza, bisogna conoscere tutto e bisogna capire che strada bisogna prendere. Quindi io quello che posso fare è lanciare un appello al prossimo presidente, alla prossima amministrazione: dotiamo questo settore delle competenze necessarie a fare in modo che questo settore cresca e dia il proprio contributo alla crescita di questa regione, perché lo possiamo fare e lo vogliamo fare, invece di continuare a
insomma in qualche modo fare le cose a me. Settimio, senza poi scomodare i 100 anni fa di Livorno fino alla rinascita del PD, insomma, sembra sempre che il fatto culturale in questa nazione, no, abbia dei favorevoli e dei contrari, tant'è vero che noi viviamo ancora di decreti. Ma da quanti anni è, avevamo ancora noi i capelli non bianchi, sia io che te, che chiediamo di non essere considerati oppositor, cioè di sederci gratuitamente nei tavoli dove si possono raccontare, provare a spiegare quelle che sono intanto la funzione pubblica dello spettacolo dal vivo, che tu hai benissimo espresso stasera citando anche il vichingo di Capitol Hill, ma proprio nel fatto che anche di regionalizzare l'idea della diffusione culturale è importante. Da quanti anni è che lo chiediamo? Perché questo è importante, nel senso che ci vuole veramente un'unione di intenti, intanto per risolvere i problemi vecchi. Io cito, per questa trasmissione è importante, l'ho fatta anche perché vi ho richiamato per sapere di quello della fine che hanno fatto i grandi eventi, e questa è una cosa fondamentale, che non può rischiare di morire perché ancora bisogna stare al guinzaglio di una commissione che dovrà ancora riunirsi e poi decidere, perché ci sono delle cose che sono accadute, su fatti accaduti realmente, che sono inequivocabilmente accaduti con una qualità importante, non si può discutere postumamente, quindi questo è il primo dato. L'altro è questo appello che voi fate all'Unione, e quindi mi piacerebbe che voi stessi stimolasse una possibilità, noi diamo la possibilità come canale, come televisione, come ovviamente rete, di tornare in argomento. Ovviamente sono finiti questi 2 blocchi da 30 minuti con voi, vi ringrazio, grazie a Sergio Gimigliano e quindi al Peperoncino del Festival, grazie a Settimio Pisano, grazie a Leon, quindi vi dico, tenetemi sulla corda e proviamo a ristimolarci a stretto giro per capire intanto come siamo entrati dentro le case questa sera, ma soprattutto per vedere dove siamo arrivati, perché secondo me il discorso va tenuto vivo e soprattutto bisogna stare attenti, perché è una cosa importante per la Regione Calabria, lo sviluppo della cultura della nostra regione. Grazie amici miei e grazie a chi è stato con noi questa sera, e ci vediamo ovviamente la prossima settimana.